Rieccoci qua insieme. Nero Tiso consigliere, c'è un aspetto che è stato toccato anche dalla consigliera Luisetto, è molto importante, è quello dei costi da sostenere per una famiglia. Allora, sono costi se stai a casa, sono costi perché alla fine, fatti due conti, una persona che ha la casa in proprietà, ipotizziamo perché non parliamo dell'affitto, diventa mortale, che deve sostenere le spese condominiali, le bollette, deve mangiare, deve pagarsi i ticket, i farmaci. Consigliera regionale, non ho parlato delle liste d'attesa per potersi fare una visita specialistica, perché questo è un capitolo vabbè, che ne dobbiamo parlare assolutamente perché è una vergogna sacrosanta. Non parliamo di questo, quindi fa la visita privatamente perché sennò fa tempo a morire prima che venga chiamato dal CUP per andare in lista d'attesa e quindi uno muore nel frattempo, o per farsi una cataratta che vuoi 2 anni, uno vabbè. Detto questo, ti resta poco e se lo devi dare anche a una badante in regola, mi viene da ridere, non ce n'è. Anche questo è un altro aspetto. Se entrare in casa di riposo è l'alternativa perché vendi la tua casa, vai dentro ma non c'è posto, oppure i costi che sono aumentati, come diceva. Cosa si presenta? Entrare in una casa di riposo, dicevamo, è difficilissimo e uno deve essere moribondo o quasi, insomma. Ecco, perché i tempi, ne discutevamo prima, di permanenza media sono 9 mesi circa, insomma, quindi la persona quando arriva lì è già messa molto male, diciamo, ecco. D'altro canto il costo di una badante, chiamiamola così, o assistente domiciliare, è un peso e quindi se l'anziano che ha una pensione da 1200 euro, ecco, facciamo una cifra, non ha una rete che possa aiutarlo economicamente, cioè i figli, tanto per essere chiaro, che magari hanno già i loro problemi, che hanno già i loro problemi, è molto difficile, molto difficile. Terzo elemento. E scusi se la interrompo perché dobbiamo parlare sempre in proiezione, se no i nostri telespettatori non ridiscono. Sì. Da qua in avanti le pensioni non saranno pensioni ricche, ma saranno pensioni terrificantemente basse. Le pensioni, se fino a 20 anni fa era una pensione di tipo retributivo, adesso per chi è stato fortunato come sottoscritto ha avuto un regime misto, ma gli altri avranno solamente contributivo, quindi dovranno lavorare una serie di anni sicuramente superiore a quelli degli altri. E quindi il futuro non è che si vada verso l'età più giovane, diciamo, ma l'anziano aumenterà come numero sempre di più e quindi la tutela che deve avere deve essere sempre maggiore, perché se si lascia in capo solo ai comuni che devono inventare qualcosa per riuscire a gestire gli anziani è veramente complicato, senza contare che i comuni già versano la retta o parte della retta alle persone che sono in casa di riposo se non ce la fanno. Questo è assodato, insomma, quindi i comuni alla fine devono fare conto di questo. Però diciamo che per fortuna, tra virgolette, nell'attualità esiste anche una rete di volontariato. Ma non si può speculare sul volontariato. No, ma che esiste. Lo so, questo non vuol dire che... Ma sembra che il pubblico si appoggi sul fatto che c'è il volontariato. No, non è che il volontariato, scusa, che il pubblico deve appoggiarsi sul volontariato, ci mancherebbe. Io dico che esiste, che esiste. È un bene o un male? Diciamo che è un male da un certo punto di vista perché le risorse, e questi bisognerebbe fare una forzatura nei confronti di chi dovrebbe metterci le risorse. Dall'altra parte è un bene perché io devo risolvere in questo preciso istante, prima dicevamo, l'assistenza domiciliare è una volta alla settimana. E gli altri 6 giorni, quando uno si trova solo? Perché dopo, va bene, dobbiamo mettere risorse, dobbiamo lavorare, la legge presentata dalla consigliera Luisetto. Ma chi ha un'emergenza ce l'ha ora, adesso? Esatto, ce l'ha ora, adesso. E allora, l'ora adesso dobbiamo dare una risposta per quanto possibile. E quindi, se la risposta del comune è questa, perché questa è possibile in base al numero cosa fa la persona? Cosa fa la persona? Quindi l'ulteriore risposta, che non è la risposta sufficiente, la risposta che tutti vorremmo, ma è la risposta che in questo momento c'è, è che esiste anche il volontariato, che se non esistesse bisognerebbe inventarlo. Ecco, consigliera Luisetto, ma è corretto speculare su questo, siccome poi è un problema che adesso c'è in Veneto, dove questa è la situazione, ma se poi parliamo in altre regioni è lo stesso, dove il volontariato è meno presente e la situazione è ancora più grave. È corretto speculare sul terzo settore? Dove c'è? Il terzo settore, quindi, che raggruppa tante realtà e tanti filoni, ha al suo interno anche
una mole di volontariato senza il quale in questi anni il castello sarebbe crollato molto prima, il che però non può essere un alibi, e penso alla regione, insomma, o al pubblico per no. appaltare dei pezzi di ci cose che non mancherebbe. fa, diciamo, Non possono, a non chi alibi, le fa volontariamente. se Certo che no. sono delle risorse, condivido con quello che diceva il consigliere, sono delle risorse importantissime perché se non ci fossero sarebbero guai seri, e anche solo la compagnia all'interno delle strutture, il supporto nei trasporti, penso da e per i centri diurni, spesso sono associazioni di volontariato, i trasporti per fare le visite in ospedale per l'anziano che non ha, a un prezzo calmierato, per un anziano che non ha nessuno, sono tutte attività che il volontariato sta facendo in maniera importante. Ecco, diciamo che all'alba dell'attivazione dei nuovi ambiti sociali e quindi di questi comuni che si mettono tutti insieme e organizzano i servizi sociali insieme, e questo dovevano partire ad aprile adesso, ma da quanto ho capito ci sarà la proroga di un anno perché i comuni sono nella confusione più totale, ma all'alba di questa riorganizzazione anche il terzo settore, quindi il no profit e il volontariato, bisognerà che si siedano a un tavolo col pubblico e ci sia chiarezza nei compiti, nelle funzioni e in chi fa cosa, soprattutto in chi ha la responsabilità di fare cosa, perché altrimenti lo scaricabarile poi ha come ultimo anello sempre quello più fragile, cioè di chi Infatti. non trova risposte, e questo non può essere, se vogliamo essere una società civile, non ce lo possiamo più permettere. Ecco, mi diceva i comuni sono nel totale dissesto, oltre No, al no, fatto, di sesto no, però però sono lontani dal realizzare tutti questi step. no, ci vuole tempo, bisogna organizzazione, sapere, come diceva la consigliera, sapere quello che uno deve fare, perché non è che Ma chi ve lo deve l'ambito dire? territoriale te lo metto lì e dopo arrangiati, no, non funziona così, perché i comuni che si mettono assieme devono innanzitutto avere tavoli di lavoro comune con la regione, con il volontariato, col terzo settore e naturalmente tra i servizi sociali di diversi comuni, perché può essere sicuramente positivo la collaborazione tra comuni e ci mancherebbe, però la positività si costruisce con pazienza, con risorse, forse se l'ha dimenticato la consigliera Adesso Luisetto, sentiamo l'aspetto con delle risorse che sono risorse ovviamente economiche, ma anche risorse di tipo di personale, di competenze. Allora si riesce a lavorare assieme, perché altrimenti si fa una chiacchiera al momento e dice ma adesso già dobbiamo aspettare l'anno prossimo, perché i comuni sono là, sul chi va là non sanno bene da che parte parare. Intanto il cittadino non sa dove girarsi. Sì, e quindi perché questi servono per dare risposte alle persone di cui abbiamo parlato finora, non è ad altro, e quindi se chi deve dare risposte non ha chiaro come muoversi, fa dei progetti intanto come ha sempre fatto, come va non sono più avanti con la sufficienti. forza della sua capacità, competenza, va a vedere i progetti, cerca risorse, cioè, si fa così di solito all'interno dei comuni, oltre a risorse proprie, e per risorse vuol dire che i comuni tutti proporzionalmente hanno una spesa elevatissima per i servizi sociali, elevatissima. Riparto servizi sociali, non sanitari. Certo, no, infatti dopo, consigliera, risorse che servono, e io devo anche, le ho accennato, ma prima che lei ci lasci devo sottolineare il tema perché ci tengono tanto i nostri telespettatori anziani e anche no. Quello delle liste d'attesa deve essere risolto, ma è un problema ancora che grava, sa perché è pesante? Perché più che mai l'anziano non ha una vita davanti da aspettare di essere chiamato, ha poco tempo e non è possibile che debba attendere una chiamata utopica ad orari assurdi di una lista d'attesa infinita, cioè questo è demotivante per la persona Che avvilente. non sa come raggiungere. Come? E magari in ospedali lontani che non sa come raggiungere perché nessuno lo può accompagnare. No, il tema risorse è centrale, gli stessi per quanto riguarda la parte sociale e anche per quanto riguarda quella sociosanitaria e sanitaria. Come diceva il consigliere, non è che perché c'è l'ambito allora impariamo tutti a lavorare insieme e a organizzare tutto insieme. Quando abbiamo contestato questa legge,
che pure serviva e può essere un'opportunità, abbiamo contestato il fatto che ai comuni non sono state date le risorse che dovevano, mentre altre regioni hanno messo non poco sugli ambiti territoriali, hanno dato forze, quindi c'è un tema di scelta politica. Siccome la coperta ha una fine, decido dove mettere le risorse. So che se le metto da una parte, le tolgo da un'altra. Spesso il sociale non è stato il luogo in cui sono state messe, ma quello da cui sono state tolte pensando che i comuni in qualche modo avrebbero assorbito, ma i comuni non ce la fanno più, quindi anche la regione ha una responsabilità chiara. Sulle liste d'attesa, a noi ci hanno spiegato per 2 anni e mezzo, io sono entrata in consiglio regionale 2 anni e mezzo fa, avevo fatto il sindaco prima e quindi l'altra faccia della medaglia la vedevo, ma ci hanno spiegato che adesso in questi anni hanno risolto ogni problema di liste d'attesa. Poi però incontriamo le persone e dicono: ma io vivendo nel Bassanese, una signora anziana, io devo andare ad Asiago in montagna con la neve per poter fare un piccolo intervento o anche soltanto una visita per capire se poi mi faranno l'intervento, non so come andarci. Il pullman non ferma neanche davanti all'ospedale, l'autobus, e siamo nella situazione in cui uno non si riesce a muovere. Quello che si diceva prima non è che No, ma è io la indifferente interrompo, se ha ma non, 82 sì. No, io lo interrompo solo questo, ma non è tanto quell'aspetto lì che è gravissimo, è il fatto che una persona a Padova, io ho fatto la prova prima, chiama il CUP quando risponde, dopo un secolo che risponde, sì, ti e ti dicono non mettono c'è in posto in lista lista, d'attesa. non c'è posto per un Non c'è qualsiasi tipo di posto. diagnostica, ho provato 4 diagnostiche diverse, non c'è posto, lista, attendere la lista d'attesa, fatto il tentativo, guardi, prima della trasmissione, per cui le dico una cosa freschissima, città di Padova, No, no, ma CUP, beh, questo è quello che passa da quello che ci hanno raccontato in questi 2 anni, e cioè che è tutto, in questi ultimi anni, che è tutto a posto, che le liste d'attesa, appoggiandosi al privato convenzionato, si sono risolte, e la realtà dei fatti, perché la realtà è che le liste d'attesa ci sono ancora, soprattutto in alcune specialità, per esempio l'oculistica, e non è indifferente se una persona a 82 anni aspetta 1 anno, 2 anni o no. 3 mesi per fare la cataratta, perché ti cambia la qualità della vita e puoi diventare non autosufficiente in questo senso. Quindi è un tema enorme. Quello delle liste d'attesa si risolve in 2 maniere, a mio parere. Il primo, investendo sul personale pubblico. Investendo vuol dire togliendo quel tetto spesa personale che il governo Berlusconi nel 2009 ha messo, che impedisce di pagare di più medici e infermieri. Questo è un tema importantissimo, secondo me. E il secondo elemento è riorganizzando internamente le ULS, cioè le direzioni sanitarie, sociosanitarie, amministrative. Come funziona la macchina dell'ULS? Non può essere scelto per filiera, deve essere scelto per competenza e meritorietà. Questa cosa qua è quella che sta scoraggiando il personale pubblico a volte a restarci nel pubblico, e quindi se ne va nel privato, dove magari trovo la visita in 3 giorni pagando, perché nel pubblico devo Pagando. aspettare 6 mesi. Ma Questa pagando. cosa qua va risolta alla radice. Certo, però il cittadino si aspetta che venga risolta prontamente. Dopo darò la parola anche a Gino Ferraresso, ma finché c'è la disponibilità della consigliera. A questo punto però bisogna dare delle risposte anche ai cittadini. Le risposte ai cittadini, è un bel problema dare risposte ai cittadini. Cioè lei che ha davanti chi rappresenta, per carità, l'opposizione alla regione, però la regione che cosa chiede alla consigliera? No, io chiedo alla consigliera che si faccia una battaglia sulla sanità pubblica, una battaglia ma epica, se vogliamo dire, con i forconi, passatemi sto termine, nel senso che non possiamo più permetterci, perché adesso se qualcuno riesce a stare al telefono, vabbè, si rompe le scatole, ma pensiamo alla persona anziana, che magari fa fatica ad avere anche il telefono, no, la dimestichezza, che deve chiamare, che deve aspettare ore e ore e ore, cioè, e se ha qualche soldo va alla sanità pubblica, perché domani mattina posso recarmi, ma se non ce l'ha e deve andare ad Asiago, come da Bassano ad Asiago per una visita, o da Padova a Schiavonia, tanto per essere chiaro, cioè 40 chilometri, è un problema, perché non ho la macchina, oppure, scusate, mi hanno tolto la patente perché ho una certa età, nessuno mi accompagna, ho la visita lì invece di essere all'ospedale a Padova, cioè una serie di problemi che probabilmente chi
sta pensando a gestire la sanità pubblica o non conosce o fa finta di non vedere. Certo. No, ma poi c'è un aspetto... O fa finta di non vedere. Perché cioè, anche noi come comune facciamo quello che possiamo, evidentemente. Faccio un esempio, visto che parliamo di sanità. Ci sono degli anziani che vengono ricoverati perché passano per il pronto soccorso, chiamano, vanno al pronto soccorso, rimangono lì 4 giorni e poi vengono mandati a casa. Qual è la differenza? Che questi a casa sono soli. Sì, certo. E quindi se si ammalano, magari dopo 5 giorni, chiamano ancora il pronto soccorso, perché non hanno tutele. Noi abbiamo fatto un protocollo con il pronto soccorso e ne stiamo seguendo di queste persone. No, perché poi qua si allaccia ad un altro tema, consigliera. Tanto per dire come funziona. Sì. Però voglio dire, sono lavori che si fanno all'interno del comune, ma non c'è una programmazione a livello regionale che abbia senso di questa parola, cioè che ci sia un'idea, a parte le risorse, ma anche l'organizzazione. Perché è questo che manca. Le risorse, se si fa una battaglia, si trovano le risorse, perché insomma in sanità si trovano, non è che bisogna chiedere a chissà chi, si trovano, solo che bisogna gestirle, come diceva la consigliera, basta mettere da una parte piuttosto che dall'altra. Funziona così in poi politica. Che poteri, questione di scelte. Che poteri avete? Perché poi se parliamo di sanità c'è l'altro filtro che sono i medici di medicina generale e lì vanno al pronto soccorso perché il medico di medicina generale non è H24 perché ci sono tante altre cose che non danno supporto al cittadino quando non sta bene. Voi cosa riuscite a fare? La domanda è che poteri abbiamo? Beh, intanto siamo passati da 5 a 10 in questa legislatura su 50, quindi abbiamo un po' più di forze numeriche, però abbiamo il potere del buonsenso, del provare a portare proposte concrete per cambiare questo stato di cose, rompere le scatole, perché purtroppo serve anche questo, far vedere che la realtà non è come ce la raccontano, tutta perfetta, senza nessun problema, ma invece non è essere disfattisti, dire che ci sono i problemi, ma è un modo per provare a risolverli, vederli, perché se tu non li vuoi vedere difficilmente riuscirai a trovare soluzioni per queste persone sole e fragili e soprattutto costruire davvero un'alternativa come dire, a quelle soluzioni di facciata molto molto mediatiche che ci sono state proposte nel tempo, ma che nei fatti non stanno aiutando chi è più fragile. Io non sto dicendo che va tutto male, perché poi spesso la sinistra è accusata, come mi è capitato di recente, di disfattismo. Io sto dicendo che se i problemi non li vediamo, e oggi, grazie a voi, insomma, ne abbiamo tirati fuori 4-5, mi pare, belli tosti. Se non li vediamo questi problemi non troviamo neanche le risorse e se non troviamo le risorse e l'organizzazione non li risolviamo. Oppure, cosa peggiore, si rischia di trovare le risorse per dare a quel privato convenzionato che pare che ci risolva il problema delle liste d'attesa perché si scarica lì una parte dei tempi d'attesa, ma che stiamo ingrassando in maniera importante. Ovvio, il privato fa il suo lavoro legittimamente. Il tema è che il pubblico deve rafforzare se stesso prima di contribuire, diciamo, a esternalizzare. E invece in questi anni, per una logica perversa, a mio avviso, che aveva un obiettivo chiaro, si è andati a dire, beh, se tu puoi, ti curi, se tu non puoi, aspetti. E questo è inaccettabile ed è uno stato di cose verso le quali una battaglia che si continua a fare quotidianamente, spero smuova le coscienze e soprattutto possa cambiare la politica di questa regione. No, dico, se posso aggiungere una cosa, quando si parla di disfattismo bisogna fare molta attenzione perché nessuno mette in dubbio l'eccellenza dei professionisti che abbiamo. Certo, nessuno lo mette in dubbio, perché se io entro in un ospedale sono curato in maniera eccellente, non dobbiamo mai dimenticare. E anche per difendere i professionisti? Esatto, in maniera eccellente. Questi sono professionisti che dedicano la loro vita, oltre che la loro professione, a curare le persone, da Padova ad altre strutture. Su questo non c'è dubbio. Un'altra cosa è l'organizzazione della sanità. Questo è un altro pianeta, cioè perché io se vado al pronto soccorso, a parte le ore che posso aspettare, ma questo è un altro discorso. Però nel momento in cui entro mi trovo di fronte all'eccellenza perché vengo curato, generalmente molto bene.
L'altra parte è proprio l'organizzazione della sanità, cioè vedere come io posso entrare, le questioni delle liste d'attesa, la questione degli anziani che non vengono tutelati e via discorrendo, insomma. Cioè, questo è il problema grosso, non tanto l'eccellenza della sanità, insomma, perché c'è molto di peggio, voglio dire, in giro per l'Italia, Certo, molto di peggio. certo. Assolutamente, no, Condivido. poi sono diversi capitoli perché abbiamo parlato di quello sociale che ha una sua rilevanza, però quello sanitario è strettamente legato perché stiamo parlando di fragilità, di persone che sono particolarmente fragili e tra l'altro i numeri sono impietosi perché da qua in avanti, nei prossimi, mi pare del capito 30 anni, questi baby boomers attuali diventeranno pensionati, diventeranno super anziani e se non si provvede adesso anche in proiezione, a parte con rispetto parlando chi già adesso è in una situazione di emergenza, io non so che fine potremo fare noi, e questo è il discorso, per cui bisogna pensarci prima, non lavorare sempre con l'affanno, perché sennò l'alternativa qual è? L'alternativa mi viene da pensare, però tanti lo fanno, come i giovani vanno all'estero perché all'estero trovano risposta a quelle che sono le loro aspettative e gli anziani troveranno il paese pinco pallino della situazione dove troveranno risposta alle loro aspettative di una vita meno costosa e più congrua, non lo so, almeno dicono almeno morirò in serenità in un paese migliore, cioè è brutto dirlo, consigliera. È una sconfitta, penso, per le istituzioni prima che per i cittadini dover ragionare così. Purtroppo se non si vede in faccia ciò che c'è, il bisogno, come sono cambiati i bisogni, a come si invecchierà nei prossimi 20 anni in questo territorio, già è una sconfitta veder partire giovani che hai formato, per i quali hai investito nell'università, che sono una parte preziosissima di questa regione, già li lasci andare, non crei opportunità qui, se ti rassegni a vedere andare anche seguendo il ragionamento le persone anziane vuol dire che non riesci più ad essere casa, ad essere il Certo. luogo in cui una persona vuole invecchiare e vivere, insomma sarebbe una sconfitta tremenda, quindi credo che tutte le azioni organizzative di risorse e politiche in senso pieno e alto della parola politica che si possono mettere in campo, si debbano mettere in campo Bisogna assolutamente per farle. evitare che questo succeda. Che siamo in chiusura e allora a lei la parola adesso perché ha sentito con un bel confronto che comunque speriamo possa essere costruttivo, cosa dice? Allora è difficile tirare delle conclusioni, ma cerco di farle lo stesso. Oppure cosa volete fare voi? No, ma in generale io penso che c'è, non solo in questo paese purtroppo, una narrazione che è molto lontana dalla realtà. Mi riferisco alla sanità, oggi parliamo della non autosufficienza, e questa narrazione poi crea confusione nei cittadini, non capiscono cosa è vero e cosa è falso. Allora, io per lavoro sono abituato a legarmi ai numeri, perché penso che i numeri identificano poi la realtà. Se parliamo di non autosufficienza e domiciliarità, anche in questo caso vi do due numeri sui quali ragionare. Allora, parlavamo di assistenza domiciliare integrata. Nel Veneto ne hanno usufruito nel 2024 143.000 persone, pari al 12% della popolazione ultra 65 anni. Queste 143.000 persone hanno ricevuto mediamente 6 ore, no al mese, all'anno, per capirci. Servizio di assistenza domiciliare, quello che fanno i comuni, dati vecchi purtroppo, del 2022, ne usufruisce l'1,3% della popolazione, che vuol dire nel Veneto 15.700 persone. Chiaro? Allora, se questi sono i numeri, è un'emergenza. Già adesso. Allora, i numeri ci dovrebbero dire, prendiamo per mano il tema, sapendo che ognuno ha le proprie responsabilità, c'è un tema di risorse grandi, grandissimo. Sono scelte, come diceva la consigliera Luisetto, che parte da livello nazionale a livello locale. Io lancerei, insomma, spezzerei una lancia per i comuni perché anche l'ultima legge di bilancio ha tagliato fondi
perché poi sì. è facile caricare i barili, no? Quindi sì. bisogna stare attenti. Milioni di... Però è vero che i comuni su questo c'è l'opportunità degli ATS, come si diceva prima, di un'organizzazione dove i comuni, tra virgolette, sono costretti a gestire insieme, non è semplice, i servizi sociali, ma questo potrebbe dare una risposta anche organizzativa, perché è anche vero che il comune grande riesce a dare una risposta al servizio di assistenza domiciliare, ma quello piccolo è molto in difficoltà. Se già riuscissimo in ambito territoriale e sociale, sto parlando di Padova piuttosto che altri ambiti, riuscissimo a fare un unico regolamento dove prevedo le stesse prestazioni e per esempio la stessa compartecipazione, perché per esempio quando io vado a fare l'assistenza domiciliare, il comune va a fare l'assistenza domiciliare a casa dell'anziano o della persona, ci sono comuni che prevedono una compartecipazione, ci sono comuni che la danno gratis, ci sono comuni che danno la compartecipazione in base all'ISEE a 9.500 euro e l'altro a 15.000. Se facessimo un regolamento unico per chiudere proprio, c'è una campagna nazionale dello SPI-CGIL nazionale. Avremo cura di te. Che è proprio il tema del tema, cioè dovremmo tutti, a partire non solo dal sindacato, ma come istituzioni, come forze politiche e sociali, prendere per mano tutto il tema della nostra autosufficienza e naturalmente collegato tutto il tema della sanità. Assolutamente. Consigliera, noi siamo giunti al termine, la congediamo perché sappiamo che è in corsa, quindi la ringraziamo tantissimo di essere stata qui con noi, veramente speriamo che possiate fare qualche cosa in un modo o nell'altro, i cittadini aspettano con urgenza delle risposte, quindi grazie di essere stata qui con noi e ci vedremo anche un'altra occasione. Grazie molto. Grazie davvero. Consigliere Tiso, grazie anche a lei. Grazie speriamo che per quel che dell'invito. riguarda le competenze del Comune riesca ad incontrare più persone possibile per dare una mano, un aiuto, Il lavoro si sta facendo nei quartieri, si sta facendo con le consulte, si sta facendo un lavoro capillare. Se in un piccolo quartiere sono stati trovati 500, immaginiamo una città e provincia. Over 75, vuol dire moltiplicato per 10, sono 5.000, ma sono molti di più. Sono molti di più, perché il centro storico sono molti di più, insomma sono molti di più. Per quel che riguarda il sindacato, grazie allo SPI-CGIL di aver approfondito questo tema, grazie Gino Finaresso di essere stato qui con noi e quindi vi invito, cari telespettatori, sia che siate direttamente coinvolti oppure abbiate familiari, chiamate le sedi dello SPI-CGIL, vi può essere data una mano nel trovare un referente, possa essere il terzo settore, sto pensando all'Auser per quanto riguarda l'accompagnamento, gli assistenti sociali del comune per dare una mano, oppure anche per vedere se la vostra pensione, prendete quel che avete diritto, perché tante volte ci sono i cosiddetti diritti inespressi, cioè soldi che vi spettano, che vi possono aiutare, che se non avete fatto domanda non vi arrivano, e quindi andate a farvi dare una mano, aiutatevi che poi in qualche modo qualcosa può succedere, vero? Grazie anche a voi cari telespettatori di averci seguito, noi ci rivediamo presto, la puntata poi come sempre la potete rivedere su YouTube e sul web.